Siamo sul centinaio di mila euro assolutamente, e stanno emergendo piccole cose. Gli ascensori sono stati completamente sommersi e non li ho ancora ripristinati. La violenza dell'ultima acqua alta non ha risparmiato neppure parte di libri, attrezzature e arredamenti della Querini Stampalia, la storica fondazione veneziana nata nel 1869 col compito di promuovere il culto dei buoni studi e delle utili discipline. Di fronte all'eccezionalità di 187 centimetri, poco hanno potuto i sistemi di difesa messi a punto nel corso degli anni. Tutto il piano terra è stato completamente allagato, pur essendo stato restaurato negli ultimi 30-40 anni e portato ad un'altezza di 1,60 sulla quota di medio mare. Ma è esattamente il canale che ci perimetra, che è entrato completamente all'interno, con onde addirittura. Quanti libri sono stati danneggiati e ci sono anche libri di valore? Allora, sono per la maggior parte libri di letteratura moderna, contemporanea. Diciamo che in sede sono circa un 200 metri lineari, con una piccola parte di fine 800 inizio 900 che sta già però partendo per il recupero. La destinazione è una ditta specializzata di Bologna. Il recupero in questi casi prevede che i libri siano prima congelati per bloccare i danni dell'acqua e poi asciugati con tecniche speciali pagina a pagina. Colpita come tutta la città, la Querini Stampalia si sta rialzando come il resto di Venezia anche grazie ai volontari, come i ragazzi del liceo Foscarini, impegnati in alcuni piccoli ma preziosissimi interventi. Rimane però il fatto che anche qui l'acqua alta del 12 novembre ha lasciato un segno profondo. Devo dire, da moltissimi anni stiamo lavorando a un riequilibrio difficilissimo del bilancio con quotidiane economie, tagli, risparmi, e devo dire che queste spese improvvise, che sono ingenti, sì, è come se ci rendessero vani tutti gli sforzi che stiamo facendo.